Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano, siamo su Euro Truck Simulator ragazzi, siamo a Bolzano e dobbiamo andare a Lisbona. Sono 2147 km. Chiaramente dobbiamo fare dei tagli clamorosi e si comincia ragazzi. Mamma mia, già qua uscire da Bolzano è un'impresa Titanic. Dobbiamo portare legname. Guarda che stretto, guarda che stretto. Vediamo, dobbiamo arrivare entro giovedì alle 16:23. Ok, dai. C'è tempo, Beppe. C'è tempo. Uh, grazie. Grazie, Beppe. Grazie, Beppe. Mamma mia. Stradina un po' impossibile. Ok. E si comincia. Sarà veramente una... Sarà veramente un viaggio eterno. Per me arrivano 54.000 euro. Così diamo una bella svegliata anche alla mappa, tutto. Mamma mia. Beh, possiamo farlo anche dopo, la benzina che qua costa sicuramente di più qua in montagna. Ok, lasciamo la bella Bolzano. Sarà un viaggio lunghissimo. Sarà un viaggio lungo, lungo, ma bello, bello. Ok. Passiamo dalle montagne, poi andiamo in Francia, e poi in Spagna, e poi in Portogallo, ragazzi, sarà un godimento lento. La 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 la, fammi vedere. Ok. Primo casello. Ok. Vai. E andiamo sulla 22. E adesso noi andiamo per di qua, chiaramente. Vabbè, dai. A posto. A posto, a posto, a posto. Ragazzi, tramonto. Tramonto in quel del Trentino. Viaggio per il momento non proprio tranquillissimo, ho speso 1500 euro perché è stato troppo veloce per 6 km, ve lo giuro, 6 km orari, cioè siamo in Veneto comunque, scusate. Cioè per 6 km orari è veramente una vergogna devastante. Ecco, lui porta legni. Cioè veramente una vergogna. Una vergogna. Sono 35, mancano 1974 km, siamo ancora in Italia, tutto abbastanza regolare e il Cume presto deve andare a fare anche Benza perché 500 km di autonomia e siamo a Verona. Oh raga, sta piovendo, anche se sta migliorando e siamo in Francia, salutiamo l'Italia e siamo in direzione France, mancano 1590 km e qua non è come Fly, non può andare veloce, quindi ragazzi è veramente veramente lunga. Arriviamo in Francia e se ne va la pioggia. Ecco, vai. Siamo in Provenza. Siamo in Provenza. Ho speso 2000 euro di gasolio. Adesso dobbiamo pompare ragazzi. Pompata decisiva. Gare de pedage. Gare de pedage. Qua vediamo che il clima è già cambiato. Si vede che non siamo più in Italy.
Male che è andata via la pioggia, però adesso possiamo ritornare regolari. Eccola là. Arriva, tac, la sei il video e paf. Vediamo, 8 di danni e 0 ancora a posto, proprio, mamma mia. Qualche sportellata qua e là la facciamo sempre, siamo proprio comendoni pazzi, the crazy Kuma, crazy. France, dolce France, con Nizza è di là. Se dobbiamo fare penso la Costa Azzurra, ma potremmo andare per i Pirenei teoricamente. E dopo si vola verso la Spagna, tutta l'Espana e il Portogallo. Ragazzi, ne abbiamo ancora di strada da fare. Speriamo che ci sia poca gente, per il momento il traffico è ridotto qui in Francia, speriamo bene. Adesso è veramente il momento di tirare a cannone, adesso sì. Anche se ci sono i limiti che... Ho preso un bel po' di multe per limiti di velocità. Però non li voglio neanche togliere perché togliamo la bellezza, cioè se no vado velocissimo, non spreco mai soldi, la carriera diventa facile, almeno così o perdo soldi, però arrivo prima, insomma. È l'unica, raga, è l'unica. Marsiglia, Montpellier, Perpignan, Lyon. È ufficiale, raga, siamo in France. Oh, na, 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 na. Olivier Rose. Pa, pa, ra, 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 ra. Noi siamo in France e voi in Dogazzo stadere parere rororiti. Dopo questa canzone, ragazzi, cioè merito tipo 60.000 mi piace. Il francese che in me è altro che inglese puro. Ragazzi, siamo in Spagna e siamo a 150 km/h, quindi l'incidente è abbastanza probabile. Siamo in Espana. Tararero, tararero. Mancano 1086 km, ragazzi. Viaggio estenuante. Viaggio veramente duro. Viaggio complicato. Dobbiamo arrivare entro giovedì, siamo in perfetto orario. Veramente quei viaggi che quando i camionisti li fanno nella realtà io non so veramente come fanno, sinceramente, cioè, mi stanco io da casa, cazzo. Siamo in Espana, siamo in Espana. Non siamo passati per i Pirenei, abbiamo fatto un altro giro, boh, non mi ricordo, non ho capito sinceramente questo giro. Non l'ho capito. Adesso traffico alle 15:28. Poi Tom Cruise Control. Ai. Vediamo un attimo. Non so capire in che città siamo, porca la puttina. Guarda che belli questi rimorchi, cazzo. Ok, abbiamo autonomia per 2000 km, siamo a posto, perfetto. Riposare, possiamo aspettare ancora un pochino. Lei è dura, lei è molto dura. Abbiamo fatto più del metà, siamo proprio a metà percorso, siamo. Addirittura abbiamo qua un pullman della metro class. State attenti che questa strada non è proprio larghissima. Nestlé.
E ok. Siamo in direzione Barcellona. Ta-na-na-na-na. Barcellona. Barcellona. Vediamo. Eh sì, siamo proprio a Barcellona. Raga, mamma mia, mancano 195 chilometri. Siamo quasi arrivati e sono devastato. Sono devastato, ragazzi. È un viaggio inqualificabile. Cioè, uno dei viaggi più lunghi della storia dell'umanità. Ok, allora vediamo un attimo vediamo una cosa. Oh, siamo... sì. Siamo... Teoricamente siamo in Portugal, praticamente. La fatalità, incredible come it's incredible. E arriva qua il confine, salutiamo l'Espana. Espana per andare in Portogallo, Portogallo. Siamo in Portogallo. 182 chilometri. E il Comendone arriva a Portugal. È stato un viaggio ricco di emozioni, ragazzi. Ho speso tanti soldini. Forse 10.000 euro. Tra benzine, caselli, incidenti e multe. Ma va bene lo stesso, ragazzi. Ma va bene, ma senti come sale. È bello solo se ci sei tu. Shapahu. Sotto questa luna dimmi cosa pensi di me. Yeah. Che sei una merda. E adesso vado a sbattere da qualche parte. La 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 la. Ma cosa? Dai, ma ti sono un porco allora. Ma 600 euro così e sono qua al casello a 30 all'ora. Ma dai, ma guarda, ma che cos'è questa storia? Che sei una merda. Niente, altri soliti, madonna, quanto sto sprecando, Dio Christiansen. Vado solo di Tom Cruise, solo di Tom Cruise controlla, sono tutti i coglioni, ho speso 12.000 euro. Ma guarda! Ma dai, no vabbè, basta, mi sono rotti i coglioni, basta, mi sono rotto il cazzo. 10 da 3 di da, ma dai, ma vaffanculo. Incredibile, sto stronzo mi è venuto in bocca così, ma dai, guarda. Lasciamo proprio perdere, guarda, lasciamo proprio perdere. Lo schifo proprio, lo schifo. Incredibile. Come perdere soldi, ragazzi. Tolgo le multe, mi sono rotto il cazzo, basta. Adesso faccio il porco anch'io, levo le multe. Ma tu... Ma no, ma... Dimmi... No, cioè... Oh, ve lo giuro. Non ho fatto quasi niente. Arrivo a registrare su destra. Ma puttana merda, ma perché? Ma perché? Adesso dimmi chi cazzo è tamponato, non si è neanche accorto, madonna, basta. Che spazio. Siamo in Portogallo, guarda che bello il castello portoghese, bello castello. Però intanto perdo soldi a raffica, puttana miseria, adesso che sborro levo tutto, basta. Ho deciso. Levo tutto. Posso sprecare soldi così perché sto gioco uno stronzo, Dio santo. Lasci i danni, ancora! No, ma per 5 km, mai è successo? Bug portoghese, che bello. Vabbè, va bene, non mi incazzo perché mi hanno di coglioni. Ho perso 2000 euro senza far niente. Cioè, non lo so. Veramente una vergogna, una rapina organizzata. Proprio portoghesi, non dice la parola stessa. Dai, fioi. Dai, ragazzi. Sapendo un'altra multa per eccesso di sorpasso, forse? Mamma, quanti soldini che ho perso, porca trota. Ne ho persi veramente tanti.
Ho il camion di nuovo distrutto, tutto andato. Ai ai ai, l'usura di questo camion. Un aeroplanino là. Aeroplanin, aeroplanin, aeroplanin. 90 km. Ormai sto così perché fio non ho coglioni e c'ha per altre multe. Non ho proprio voglia. Ci siamo. Mamma mia, su qua. Rallentiamo ancora che non ho più voglia di prendere multe. Sono brutto il cazzo, Dio santo. E che siamo in Portogallo. Dai, passa stronzo, ok. Metti il velo di pedaggio. Mamma mia, è stata veramente una tirata, Fiona, una roba bestiale, cioè 2000 km di panico proprio. Siamo arrivati, cazzo. Guarda che belle qua le città portoghesi. Aspetta. Mamma mia, ormai è il terrore, cazzo. Ho proprio il terrore. Se avevo lasciato l'Italia siamo veramente lontani, perché il Portogallo insomma è proprio attaccato all'Italia, eh. E bravo Kuma. Esploriamo nuove città. Qua c'è il mare portoghese. E vai. Ok. Vediamo anche la flora. Molto diversa. Paesaggi molto diversi, caratteristici del Portogallo. Eccoci qua. Possiamo ammirare qua la capitale, Lisboa. Siamo da Cristiano Ronaldo. All I is a why. Rallentiamo. Portogallo, Portogallo, Portogallo. Noi siamo arrivati a Lisboa Center. Ok. Andiamo a girare a destra. Ok. Non mi dà neanche esplorata Lisbona, dopo vabbè chiaramente al ritorno, dopo me la vado ad esplorare un po' la capitale portoghese. Siamo un po' fuori qua. Oh, abbiamo portato sto cazzo di legna, madonna, oh che spazio. Lisboa esplorata, che l'ho esplorata adesso. Tic tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Arrivati siamo, minchia. Vai. Ottimo lavoro, dai. Ti hai impiegato 41 ore, fioi. Na, na, na. Boom! E arriva un altro livello. Ok, finiamo la DR. Ok. Perfetto, ragazzi. Andiamo già se vediamo un buon lavoro. Lo scegliamo subito insieme a voi. Siamo a Lisboa. Na, 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 na. Facciamo lì, siamo distanza. Aspetta un attimino. Oh. Lunghezza tragitto. No, direi di no.
Mamma mia, sono tutte lunghe, cazzo. Sarà dura, eh? Lisbona di qua, devo un attimo pensarci perché comunque avevo un parecchio lavoro da fare. Tutte distanze molto molto lunghe. Ma che roba. Madonna, tutta la Spagna, la Francia, il Belgio. Speriamo quasi quasi vado a scoprire qualche altra città perché cioè, è veramente improponibile fare ancora un viaggio così lungo. Raga, un saluto da Okumendo. Ve ne siamo. Ciao!